assemblea radunata nella messa del Crisma, vale a dire l'unzione sacerdotale. Cristo è precisamente il consacrato con l'unzione dello Spirito Santo, e da Cristo l'unzione viene partecipata mediante i sacramenti a tutti noi. Per questo il testo biblico dice: voi sarete chiamati sacerdoti del Signore, ministri del nostro Dio sarete detti. In questa luce e in questa grazia saluto con vivo affetto e gioia nel Signore tutti voi carissimi fratelli presbiteri, diaconi, persone consacrate nella sequela radicale di Cristo, fedeli laici e voi catecumeni eletti, che nella veglia pasquale riceverete i sacramenti dell'iniziazione cristiana. In questa nostra assemblea sacerdotale ci sentiamo intimamente uniti a tutti i confratelli sofferenti e ammalati che sono uniti a noi spiritualmente e a tutti i nostri confratelli fidei donum impegnati nella missione e nella cooperazione tra le chiese. E vorrei rivolgere anche un cordiale saluto, augurio, ringraziamento a tutti gli altri presbiteri provenienti da altre chiese e che oggi arricchiscono la nostra assemblea liturgica. Nel partecipare a questa Santa Messa del Crisma, che ci unisce a Cristo e tra di noi nella stessa fede e nella comunione di grazia, rinnoviamo la consapevolezza di formare l'unica Chiesa, popolo sacerdotale, legale e profetico. Questo vuol dire allora che il nostro io personale, pur con tutta la sua dignità, la sua identità, le sue risorse, non è isolato e solitario, ma vive e si alimenta nella relazione intima e fraterna con Cristo e con tutti i membri della comunità ecclesiale. Per questo anche oggi viviamo con intima gioia nel Signore questa festa della Chiesa unita qui tutta insieme. E vorrei dire che anche questo presbiterio, questi fiori primaverili, ci richiama a questa gioia e a questa festa. Ma vorrei anche dire, guardando a tutti voi, che i fiori più belli per il Signore siete voi. Io mi auguro che il Signore possa quindi guardarci con tanto affetto e anche con tanta consolazione in questa celebrazione. Nella seconda lettura abbiamo sentito una parola viva, ardente come il fuoco, che dovrebbe penetrare nel nostro cuore per animarlo, per riscaldarlo. Abbiamo ascoltato Cristo è colui che ci ama. Ci ama di un amore immenso, un amore che l'ha portato ad abbracciare la croce, un amore che, come celebreremo nella messa pomeridiana in Cena Domini, l'ha portato a rimanere sempre, non solo con noi, ma anche in noi, nel nostro intimo, con il sacramento dell'Eucaristia. E allora ci diciamo che cosa c'è di più certo, di più forte e anche di più dolce al nostro cuore di questo amore del Signore. In quest'anno della fede crediamo, come ci invita l'Apostolo dell'amore Giovanni, crediamo all'amore infinito di Gesù per noi e accogliamo l'amore di Cristo, facendolo fluire abbondantemente nel nostro cuore, in modo da riempirlo, ma in modo anche che abbia a rompere le dighe erette dal nostro egoismo, dalla nostra poca fede, dalla nostra apatia tante volte, dalle nostre solitudini, dalle nostre paure, e per infonderci invece luce, energia e entusiasmo. Cristo ci ama tutti come membra del suo corpo in virtù del battesimo e dell'unzione dello Spirito Santo nella confermazione. Sappiamo che all'interno della Chiesa del popolo di Dio Egli ha scelto con amore di predilezione e consacrato come sacramento dell'ordine i suoi ministri, vescovo, presbiteri e diaconi, perché
che lo rappresentino come pastore e guida del popolo di Dio e agiscono in suo nome. Carissimi confratelli presbiteri, rinnoviamo oggi la nostra fede in questo dono straordinario che abbiamo ricevuto, nella grandezza del dono che Gesù senza nostro merito ci ha fatto con l'unzione presbiterale. Esprimiamogli la nostra sincera riconoscenza, accogliamo il suo amore di predilezione per noi. Fra poco rinnoveremo davanti all'assemblea liturgica la nostra promessa di fedeltà al dono ricevuto, la fedeltà che deve compiersi giorno per giorno con grande generosità pur nelle fatiche del nostro ministero. Impegniamoci dunque con l'unzione dello Spirito Santo che viene rinnovata oggi ad essere fedeli e perseveranti nel nostro servizio al Signore, alla Chiesa, alle anime che il Signore ci ha affidato. Chiamandoci a questo ministero, il Signore ha avuto fiducia in noi. Conosce i nostri limiti, ma ha conosciuto anche l'amore che c'era nel nostro cuore. Questo amore non deve mai venire meno e cerchiamo allora di meritarci la fiducia del Signore, ma la fiducia anche dei fedeli, con una degna ed esemplare condotta di vita. Sappiamo che essere buon pastore richiede anzitutto di saper amare fino al dono di sé. L'amore sincero e appassionato per Cristo e per le anime sia dunque l'ispirazione, la forza unificante della nostra vita e del nostro ministero. Amare Dio con tutto il cuore, sappiamo allora che esige il distacco da noi stessi, dall'amor proprio, dalla ricerca narcisistica di sé, dall'attaccamento disordinato alle cose e alle persone di questo mondo. Per amare ci vuole anche un cuore puro. Amiamo il Signore con le anime, con un cuore senza divisioni, attingendo dall'Eucaristia energie sempre nuove. E facciamo tutto con amore e per amore di Cristo e delle anime. Così affronteremo meglio le fatiche del ministero e saremo pieni di energia soprannaturale. Carissimi confratelli, diamo anche l'esempio a tutti i fedeli di un presbiterio unito, di fratelli che si amano veramente, che sanno comprendersi, che sanno perdonarsi, che si stimano a vicenda, che stanno volentieri insieme come amici, che collaborano con apertura d'animo e sono vicini ai malati e ai sofferenti. E voi, carissimi fedeli, pregate per i sacerdoti, sosteneteli con la vostra stima e la vostra collaborazione. E preghiamo perché il Signore conceda alla nostra Chiesa il dono dei sacerdoti necessari per l'odierna opera della nuova evangelizzazione. Il Signore ci chiama e ci fortifica nell'amore per essere Suoi testimoni e collaboratori nel nostro tempo, in questa Chiesa di oggi. A me sembra che la priorità deve essere data alla conversione sincera di noi stessi, delle nostre comunità, perché siamo realmente grembo che genera la fede con l'iniziazione cristiana, il catecumenato degli adulti, con una pastorale più incisiva, più missionaria e propositiva. Vorrei ricordare che noi vescovi del Triveneto, nella nostra nota pastorale pubblicata dopo il secondo convegno di Aquileia, abbiamo posto in chiaro rilievo l'esigenza prioritaria di un rinnovato volto di Chiesa, che abbiamo così delineato. La Chiesa semplice, sobria, umile, distaccata dalla ricerca del potere, dall'apparire, dalla ricchezza, che sia trasparenza di Cristo. E questo volto sia testimoniato nella qualità delle relazioni che nascono e crescono in ogni comunità cristiana, nei rapporti con le istituzioni civili, nella pratica rigorosa della giustizia, nella scelta preferenziale per i poveri e gli umili di quanti pensiamo lontani. E questo è un impegno corale
di ciascuno di noi, siamo chiamati ad assumerci. E noi vediamo anche che ci sono tanti segni dei tempi che si sollecitano a questo rinnovamento e a questa fiducia. La elezione, per esempio, del Papa Francesco e l'inizio del suo ministero petrino, vescovo di Roma, ci hanno mostrato segni eloquenti che sono proprio da recepire per ciascuno di noi. Ma anche la situazione della nostra società, con la sua crisi profonda, le sue necessità, ma anche le sue profonde attese, ci sollecitano fortemente, come i discepoli di Cristo, ad essere sale della terra, luce del mondo, cittadini degni del Vangelo. Una sfida particolare che assume talora il profilo di un'emergenza sulla quale vorrei richiamare l'attenzione è quella dell'educazione. Ricordiamo come la Conferenza Episcopale Italiana ci abbia proposto per l'intero decennio 2010-2020 di impegnarsi ad educare alla vita buona del Vangelo. Questo lo facciamo certo con l'iniziazione cristiana, con la catechesi nelle sue varie forme, con la cura che dovremo metterli nella formazione delle associazioni come l'Azione Cattolica, gli Scout e altri. Ma vorrei anche sottolineare l'attenzione sul mondo della scuola, in particolare anche delle scuole paritarie, dove i ragazzi passano tanto tempo nella giornata e nella settimana. Conosciamo le difficoltà e a queste cerchiamo di venire incontro, quella grande opportunità che offrono di una educazione complementare a quella dell'iniziazione cristiana. Carissimi fedeli, presbiteri e diaconi, guardando ai compiti e alle sfide che ci stanno davanti, non dobbiamo essere delusi, tristi e scoraggiati, ma pieni di fiducia, posta nel Signore, nell'unzione dello Spirito che abbiamo ricevuto e che permane in noi. E come ci ha esortato il Papa Francesco, non lasciamoci rubare questa speranza posta nel Signore. Per questo, attingiamo con abbondanza dalla grazia straordinaria del Triduo Pasquale la luce, l'energia, l'entusiasmo per essere fedeli alla nostra stupenda vocazione e testimoniare la speranza con il nostro generoso impegno per estendere il regno di Dio nei cuori e nella società. E in tutto questo ci sostenga la materna presenza e intercessione della Vergine Maria.